tifosi, fatevi sentire, tra poco in campo, Lego City Genzano contro Fortitudo Pomezia. Una squadra di qua, una squadra di qua. Se non ci abbracciamo anche solo per un po' non finirà più, però tu non devi farla per finta come se fossi solo una sfida, se fossi conosciuto è un bersaglio, in quel caso diventerassi universale, saresti come tutti gli altri perché tu non sai che cosa mi hanno fatto, che cosa mi hanno fatto da bere che aggiungerà tutto un disastro, non tornavo al prato un giorno è pronato, ho perso una mia è pronato, un caso, terremoto, e un casco in La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza compiuto dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Grazie. Cesaroni, alziamoci in piedi ed uniamo le voci perché è tempo di sostenere la squadra della nostra città. Per la 25esima giornata del campionato di Serie A scende in campo Lego City Futsal Genzano. Buonasera dalla Pala Cesaroni di Genzano, è tempo di derby, 25esima giornata nel campionato di Serie A, siamo in diretta sulla piattaforma di Futsal TV. Quest'oggi Lego City Genzano ospita la Fortitudo Pomezia. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, tra poco andremo alla lettura delle formazioni. Lego City va col numero 1 Mammarella, 4 Romano che è il capitano, 6 Castaldo, 10 Pina, 11 De Oliveira, 12 Di Poto, 13 Bissoni, 14 Fantesele, 20 Lo Cicero, 21 Barra, 22 Luisigno, 30 Pedrigno, allenatore Ciccio Angelini. Risponde la Fortitudo Pomezia con il numero 3 Esposito, 4 Ierai, 7 Micheletto, 8 Murillo, 11 Bueno, 14 Michelangelo, 16 Cattarelli, 18 Raubo, 19 Cesaroni, 21 Tarenzi, 22 Molitierno, 26 Matteus, allenatore Maurizio Grassi. Il primo arbitro Emilio Romano della sezione di Nola, il secondo Pasquale Crocifoglio della sezione di Napoli. Il crono sarà diretto da Andrea Cini della sezione di Perugia. Noi sugli spalti e come sempre forza Lego City Genzano.
Parte il match con il tocco di Federico Barra. Andiamo anche alla lettura dei quintetti iniziali con Ciccio Angelini che opta per Mammarella, Lo Cicero, Pedrigno, Pina e Barra. Risponde Grassi con Molitierno, Ierai, Murilo, Micheletto e Raubo. Parte il match con il primo possesso delle Cositi, con la lotta tra Barra e Ierai. Ierai, ex di giornata, l'anno scorso ha vinto da protagonista il campionato con le Cositi in A2. Intanto transizione della squadra di Angelini, orchestrata da Pedrigno che serve Barra nella di rigore. Molitierno, ancora Barra che non calcia, va da Pina, carica il mancino, ci ripensa ancora Pedrigno, fermato da Murillo, tenta di incunearsi Pina, la palla esce, la rimessa è per il Pomezia. Subito si parte a 1000 in questo derby della 25esima giornata di Serie A. Rimessa ora per le Cositi. Pedrigno. Pina, intercetto di Leo Micheletto, rimessa ancora per la squadra di casa che ha registrato un KO venerdì contro l'Ital Service. Pomezia che invece al Palalamium ha ceduto il passo all'L84 per 3-1. Possesso con Ierai, interno destro, colpo di testa di Pedrigno che cerca e trova Pina, spalle alla porta, la palla esce, rimessa per il Pomezia. Raubo, Micheletto, ancora Ierai, Micheletto, scucchiaia alla ricerca di Raubo, colpo di testa di Lo Cicero, poi Pina. Lancio di Mammarella, la fa sua Molitierno che anticipa Barra, innesca subito Ierai, avanza il numero 4, calcia col destro addosso a Pina, riparte l'ex Ciampino che salta Ierai, ancora Pina che orchestra, palla per Lo Cicero che non riesce a giocarla, la sfera si spegne sul fondo, occasione potenziale in contropiede per le Cositi dopo lo strappo di Gabriel Pina. Micheletto, Raubo, lotta ancora con Pina che ha la meglio. Lo Cicero, Mammarella, Barra col tacco da Pedrigno, intercetta in un momento Micheletto. Lo Cicero va a duellare con Ierai, si accentra, calcia Lo Cicero, palla alta, ci ha provato Lo Cicero. Molitierno, Micheletto, Ierai col tacco, le va a chiudere il triangolo con Micheletto, passaggio troppo lungo e quindi si riparte da Mammarella. Pina, Pedrigno duella con Murillo, lo ferma l'ex Acquesapone e Pescara e quindi Ierai. Raubo non la tiene in campo, il numero 18 Pedrigno. Pina, Barra, spalle alla porta, fa sportellate con Ierai, la sfera torna a Pina che serve Lo Cicero, già pronti 4 cambi per Angelini. Sono pronti 4 non formati, anzi 3 non formati perché De Oliveira è formato. Sono pronti Fantesele, Bissoni, appunto De Oliveira e Luisigno. Raubo, Micheletto, si accentra, libera il mancino, addosso allo stesso Raubo. Poi Barra calcia, aveva visto Moliterno fuori dai pali, cambia anche per Grassi. Entrano Matteus, Cesaroni, Michelangelo ed Esposito. 4 cambi per entrambe le squadre. Cambiano tutti i quartetti.
Matteus, Esposito, Cesaroni, Miguel Angelo, avanza, numero 14, vuole calciare. Luisinho, De Oliveira, Bissoni, Fantesele, 1 contro 1 con Esposito sull'auto di sinistra, si accentra Fantesele rientrato dopo 2 turni di squalifica per l'espulsione rimediata sul campo dell'Activ 2 settimane fa, ha saltato gli impegni contro la Came e l'Ital Service Pesaro. E così al completo deve fare a meno ovviamente di Cristiano Fusari che ha terminato la stagione. Intanto Luisinho, traversa di Luisinho Brizzi, ha calciato col mancino in maniera violenta l'ex Olympus FLD Eboli. Andiamo a rivedere a replay il mancino del numero 22, traversa di Luisinho Brizzi. Miguel Angelo, Esposito, recupera Bissoni che trova la deviazione di Matteus. Bissoni, Luisinho, Fantesele, Bissoni, va via Fantesele, lo strappo, Fantesele sul fondo, altra chance per le Cositi, prima con Luisigno, ora con Fantesele. Ci ha provato la squadra di casa, rimessa dal fondo per Molitierno, Matteus. Cesaroni non si intende con Esposito, recupera De Oliveira che lotta con lo stesso Esposito che è la meglio, riparte Miguel Angelo, 3 contro 2, largo da Cesaroni che vuole sterzare sul mancino, poi calcia col destro, la tiene Mammarella grazie anche alla deviazione poi successiva di Luisigno. Fantesele, esterno destro a cercare Luisigno, la palla passa, rimonta poi Luisigno Matteus, ritorna nella sua metà campo il numero 22, Bissoni. Fantesele, ancora Bissoni, De Oliveira col destro, Molitierno respinge l'assalto del numero 11. Palla fuori, De Oliveira, spalle alla porta, lotta con Miguel Angelo, ancora il numero 11 che vuole girarsi, poi scarica per Fantesele in orizzontale a sua volta da Luisigno che torna dal suo compagno di squadra. Fantesele, la giocata, salta Esposito, fallo di Esposito che viene ammonito. Primo fallo del match, viene subito sanzionato con un cartellino giallo. Danni di Matteo Esposito che non è riuscito a fermare l'avanzata di Andrei Fantesele. Non era nella lista dei diffidati, ci sono 3 diffidati quest'oggi, 2 per le Cositi, Bissoni e Luisigno, 1 per il Pomezia, Miguel Angelo. Intrapina per questo calcio di punizione. Palla fuori il Luisigno, calcia col mancino, ancora traversa! La seconda per Luisigno, sporcato anche il mancino del numero 22, colpo di testa di Pina, palla per Bissoni. Ancora Bissoni, in orizzontale da Gabriel Pina, che va da Luisigno. De Oliveira, Bissoni, Pina, fermato da Esposito, poi Matteus Anziglierai per la corsa di Esposito, fermato da Luisigno. Ci prova Ierai col destro, c'è stata la deviazione credo di Mammarella e quindi sarà calcio d'angolo per il Pomezia.
Mette fuori 1-2, ancora Esposito dopo lo scambio con Cesaroni. Cesaroni in buca, Raubo vuole girarsi, lotta con Bissoni, anzi Michelangelo, fermato da Bissoni, fallo poi del numero 14, il secondo del Pomezia, richiamo verbale di Crocifoglio a Michelangelo. Ha rischiato qui il numero 14, ne parlavamo prima, diffidato. Fantesele, De Oliveira di prima per la corsa di Fantesele, Esposito in anticipo, non si fida della pressione dell'ex Feldieboli, mette in tribuna Rimessa e Cositi. De Oliveira, spalle alla porta da ultimo sulla pressione di Matteus, scarica per Mammarella. Fantesele, buca per Bissoni, fermato da Michelangelo. Ancora il numero 14. Matteus, ancora Miguel. Duella ancora con Bissoni, si accentra il numero 14. Matteus col destro, addosso a De Oliveira. Deve uscire Molitierno che deve affrettare i tempi perché De Oliveira stava per aggredirlo. Bissoni, Luisinho, De Oliveira per il movimento di Fantesele, ottima l'idea, passaggio un po' lungo, Molitierno la fa sua, sono rientrati in campo Raubo e Murillo. Cesaroni, Murillo di prima per la corsa di Matteus che ha un po' di spazio, ha cercato l'assist per Raubo, sporcato, palla tra le braccia di Mammarella, riparte Pina. Fantesele, sono pronti ad entrare Pedrigno e Lo Cicero, entra in campo anche Sergio Romano e quindi riassapora il parquet del Pala Cesaroni dopo l'infortunio patito contro il Ciampino poco prima di Natale. È rientrato in campo venerdì scorso contro Ital Service. Eccolo qui, Sergio Romano. Pina, Fantesele in buca per De Oliveira, fermato da Matteus che è la meglio grazie anche a un rimpallo successivo, poi spazza via il numero 26 dalle parti di Stefano Mammarella. È rientrato Pedrigno al posto di Andrei Fantesele. Pina, Pedrigno, De Oliveira, Sergio Romano va via, caccia col mancino, respinge Molitierno, poi spazza via Cesaroni dalle parti di Mammarella, palla che si spegne sul fondo. Pedrigno, Romano, Lo Cicero, Pina, Romano, sterza sul destro, capisce tutto Raubo. Ierai, Bueno, Ierai, Raubo, Murillo, Raubo, in buca, fermato Raubo, riparte Pedrigno che però è da solo, sterzata del numero 30, giocata su Murillo, poi viene fermato da Raubo che riparte. Bueno, Raubo, Murillo, Ierai. Bueno fermato da Romano, rimessa Pomezia. Bueno in buca per Raubo, lotta con Pina, ancora Murillo, Ierai, carica il mancino, la palla si impenna, la fa sua Mammarella in due tempi. Romano, Pina, lotta Lo Cicero, recupera palla Bueno, ora Ierai in possesso. Raubo sterza sul destro, torna da Ierai, largo
ancora da Bueno che salta Pina, la palla al centro, non impatta la sfera Raubo, occasione potenziale per il Pomezia. Mammarella, lancio lungo, colpo di testa che non arriva forse di Pina, la palla termina fuori, rimessa per Muliterno. Scucchiaia, possesso ai Cositi. Lo Cicero, Murato. 9-17 da giocare, bella partita qui al Pala Cesaroni. Romano, Pedrigno prestato da Raubo, scucchiaia in avanti, un regalo per Ierai che innesca Bueno, cerchio di centrocampo, ancora il numero 4 in possesso, in orizzontale da Murilo. Raubo, anzi Bueno ora per Raubo, fermato da Romano, riparte Pedrigno. Lo Cicero, Pina, colpo di testa di Pedrigno, poi Murilo, la palla arriva dalle parti di Lo Cicero. Lo Cicero, Pina, Lo Cicero, la giocata, fallo di Raubo sullo Cicero, fallo numero 3 per il Pomezia, ritenuto falloso questo intervento in estirada del giocatore col numero 18 del Pomezia. Romano, Lo Cicero, Romano addosso a Bueno. Palla in avanti nella terra di nessuno, rimessa per la Fortitudo e sarà time out per Maurizio Grassi. e 12 da giocare, time out per Grassi che ha voluto un po' riordinare le idee in questo rush finale di questo primo tempo. Matteus in buca per il movimento di Micheletto, in anticipo Mammarella che senza tanti complimenti mette fuori, rimessa per il Pomezia. Matteus, Michelangelo, attenzione a Bueno con la respinta di Mammarella in spaccata, attento sul primo palo, ci ha provato il numero 11 dalla distanza, calcio d'angolo per il Pomezia.
Palla fuori, destro ancora di Michelangelo. La mette fuori Bissoni. Michelangelo, Micheletto. Michelangelo. Matteus. Duella con Luisigno. Va via il numero 26 che ci prova. Palla alta. Bissoni. De Oliveira. Luisigno. De Oliveira per il movimento di Bissoni. Passaggio un tantino lungo. La blocca Francesco Moliterno subito. Michelangelo che salta Fantesele. Poi viene fermato da Luisigno. Ma la palla arriva a Micheletto che innesca Matteus. Cerca e trova Murilo. Passaggio arretrato. La fa su a Matteus. Michelangelo. Micheletto. Matteus. Salta Luisigno, si accentra numero 26 Gattarelli. Micheletto, Michelangelo. Ancora il numero 14, addosso all'altro. Numero 14. Fantesele, rimessa per il Pomezia. Intanto Bissoni ferma Micheletto. 0-0, 6:34 da giocare, partita molto equilibrata questa sera al Pala Cesaroni, come ogni derby sentito che si voglia, la classifica si azzera. Micheletto, Michelangelo, ancora Micheletto, Matteus per il sinistro di Micheletto, fermato Luisigno. De Oliveira riesce a spizzarla ma non ad indirizzarla verso Luisigno, guadagna però una rimessa. Laterale Bissoni. De Oliveira non riesce a mettere giù, provvidenziale l'intervento di Matteus. Fantesele in buca per De Oliveira che poi calcia, murato da Gattarelli. Mammarella, Luisigno intercetta ancora Gattarelli, ritorna Luisigno ancora in possesso l'ex Sandro Abate. Michelangelo, Micheletto, ancora il numero 14. Attenzione a Gattarelli che ha tentato il cucchiaio. De Oliveira, palla per Luisigno, Gattarelli, grande intervento in estirata, in anticipo, ha trovato anche la deviazione di Luisigno, se l'ha rimessa dal fondo. Prima la chance per il numero 16 che ha tentato di scavalcare Mammarella con un lob, poi il ripiegamento difensivo ha anticipato d'un soffio Luisigno che stava per calciare dalle parti di Moliterno. Michelangelo in orizzontale ancora da Gattarelli, si rialza Paolo Cesaroni per Grassi. Michelangelo, Micheletto, Gattarelli, ci prova Micheletto ancora, Mammarella, palla fuori, mette giù Cesaroni addosso a Luisigno. Rimessa ancora Pomezia, 4:53 da giocare, 0-0 tra Ecositi e Pomezia. Matteus, Micheletto, Cesaroni, Matteus, Michelangelo, parte opposta, 1 contro 1 con Bissoni. Va via il numero 14, c'è il muro, anzi il blocco. Intanto Michelangelo con il destro, la respinta di Mammarella.
le proteste di Bissoni. C'era stato il blocco di Matteus ai danni del numero 13, ai limiti, se vogliamo dirla così, della legalità. Possiamo rivedere. Poi c'è stato anche quello di Micheletto, sempre ai danni di Bissoni. Calcia Micheletto, addosso sempre a Bissoni, riparte Michelangelo. Micheletto duella con De Oliveira, si accentra. Michelangelo, movimento di Matteus, sempre Micheletto. Matteus si accentra, vuole caricare il destro, allarga Cesaroni. Rimessa laterale, ora il time out è per Ciccio Angelini. 0-0 al Pala Cesaroni quando mancano al riposo 4 minuti e 14 secondi. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo Si riparte Luisigno, Fantesele e Luisigno. 1-2 e poi Bissoni, movimento di De Oliveira, va via Bissoni, ora va da De Oliveira che calcia col destro, dosso a Matteus. Bissoni, De Oliveira per Fantesele, fermato in qualche modo da Cesaroni. Il fallo è di Fantesele, il primo delle Cositi in questo primo tempo. Ma rivediamo, si sono trattenuti a vicenda, forse avrà iniziato Fantesele. Se riparte Murillo. Raubo. Uno, due, calcia Cesaroni sul fondo. Dopo lo scambio con Murillo. Luisigno. Bissoni. Lancio troppo lungo. La palla arriva dalle parti di Moliterno. Colpo di testa di Bissoni. Poi quello di Luisigno che alleggerisce per Mammarella. Fantesele. Luisigno. De Oliveira. Fantesele. La giocata, la sterzata, calcia! Moliterno respinge. Riparte Cesaroni. Torna da Murillo. Cesaroni. Fantesele vince il duello. Riparte il numero 14 che serve De Oliveira che non riesce subito ad andare da Luisigno. Riparte quindi Matteus che duella, carica il mancino. Ci ripensa ancora Matteus. La palla è per Murillo che non riesce a calciare. Ottimo il suggerimento di Matteus che poi lascia il campo agli Erai. È rientrato anche Micheletto. Chance per il Pomezia 2.36, come possiamo rivedere il suggerimento di Matteus. Murillo è arrivato in quell'attimo di ritardo, non è riuscito neanche ad impattare la sfera.
Romano, lancio lungo, Micheletto anticipa lo Cicero e quindi c'è possesso Pomezia con Molitierno, lancio lungo per Micheletto. La palla passa ma Murillo la perde e quindi Barra. In avanti per il movimento di Pina, arriva il colpo di nuca di Micheletto, Molitierno, Ierai. Raubo lotta con Romano, allarga il gioco di prima Murillo, ma è un assist per lo Cicero che riparte. Tenta di incunearsi, perde palla, non c'è fallo. Poi Barra, fallo di Barra su Murillo, fallo numero 2 per le Cositi a 2 minuti dal termine. Possiamo rivedere il contatto tra Barra e Murillo, con Barra che sposta fisicamente Murillo. Calcio di punizione per il Pomezia quando mancano 120 secondi, termine del primo tempo. Pomezia ha lasciato fuori Dudu nella rotazione dei non formati. Murillo, Ierai, sterzata del numero 4 che lotta con Barra, ancora Ierai, la palla non passa grazie a Romano, questo passaggio insidioso di Ierai, la palla arriva a Molitierno che torna da Ierai, di prima intenzione, questa volta non si intende con Raubo, Mammarella pronto al lancio, poi alla fine va dallo Cicero. Romano, lo Cicero di prima, la palla è per Murillo, non c'è fallo di Raubo, intercetta Pina che anticipa Micheletto e quindi Romano vicino da Barra che scucchiaia ma rischia, Murillo recupera, ancora Raubo fermato da Barra, non c'è fallo, Pina di prima, va via Barra, Romano, Pina si accentra il numero 10, ancora Pina in buca per Barra, intercetta Micheletto, riparte il Pomezia, poi Romano recupera Barra, lo Cicero, ultimo giro di lancette di questo primo tempo. Romano, Barra, lotta con Ierai che poi calcia addosso a Barra e guadagna una rimessa. Rientra Michelangelo al posto di Raubo che ha preso anche una botta nello scontro precedente con Sergio Romano. Ierai, Micheletto, Romano riesce ad anticipare Michelangelo, stava per partire verso la porta di Mammarella. Micheletto, Murillo, largo da Michelangelo, calcia col mancino, palla fuori. Mammarella, Barra mette giù, poi sbaglia il tocco all'indietro per lo Cicero, riparte Micheletto, poi sterza ma era totalmente da solo contro tutti, rimessa per le Cositi, 25 secondi. Pina, Romano, lo Cicero di testa, va via Pina, si sovrappone Pedrigno, servito, va via Pedrigno, la palla è per lo Cicero, fa buona guardia Ierai, poi Romano ancora per Pedrigno che entra, calcia col destro, la tiene Romano, occhio che Ierai da solo, ci sono 5 secondi, va via Ierai, Mammarella col petto, riparte Pedrigno, finisce qui il primo tempo 0-0 tra Ecositi e Pomezia, in apertura le due traverse di Luisigno, poi l'occasione per Ierai praticamente allo scadere e noi ci risentiamo tra poco per il secondo tempo qui dal Cesaroni, sempre in diretta su futsaltv.it.
Chiamiamo pure perle, tu fingiti d'ori che farò d'Andre. Sulla schiena c'è la musica MR, una cassa in quattro che si perde dentro me. Chiamiamo pure perle, tu fingiti gara che farò fire. Metterò le zoom solo in fase rap, non si chiama fine, solo l'ultimo just rap. Rubami la notte, voglio stare fuori come il Bergamo.
stanno per tornare in campo le squadre per il secondo tempo. Iego City Genzano, Fortitudo Pomezia. C'è ancora un secondo tempo da giocare. Palla Cesaroni, facciamoci sentire. Tutto pronto per la ripresa, le squadre hanno fatto il loro ritorno in campo, si riparte con il tocco di Matteus, il possesso ora è della Pomezia, ancora Matteus che si accentra, calcia col destro, palla sul fondo. Intercetta Matteus, la meglio Bissoni che serve subito Luisigno. E quindi Bissoni. Luisigno, De Oliveira. Bissoni. Fantesele. Non ha alternative, spazza via. Numero 14 sarà rimessa per la Fortitudo. Matteus. Cesaroni. Anzi, Michelangelo, scusate. Ora Cesaroni. Michelangelo. La sporca Fantesele, poi il fallo di Luisigno su Bueno, primo fallo della ripresa. Rivediamo il contatto tra Luisigno e Bueno, ritenuto falloso da Emilio Romano. Cesaroni. Bueno. Matteus si accentra, torna da Cesaroni. Michelangelo. Calcia col destro, Mammarella la tiene e riesce ad evitare il calcio d'angolo. Poi lancio per De Oliveira che lotta con Matteus. De Oliveira, Fantesele. Non c'è fallo di Matteus su De Oliveira secondo gli arbitri. Lancio di Luisigno, la mette giù De Oliveira, palo! Ma c'è il fallo di braccio. Secondo l'arbitro. Andiamo a rivedere. Forse sì, forse sì. Prontamente ci fa vedere la regia il tocco di De Oliveira che comunque aveva colpito il palo. Intanto recupera Fantesele, va via largo, attenzione De Oliveira anticipato da Bueno. Palla fuori Luisigno, tenta l'appoggio di prima De Oliveira, la palla arriva tra le braccia di Francesco Moliterno e quindi Matteus. Michelangelo. Bueno. Cesaroni. Michelangelo. Cesaroni. Bueno non salta Bissoni. Cesaroni. Luisigno alla fine va vicino da Fantesele, fallo è di Bueno
primo fallo per il Pomezia in questa ripresa, il contatto tra Bueno e Fantesele. La Fortitudo un po' la bestia nera delle Cositi nei 5 incontri precedenti, 4 in A2 e 1 all'andata. La squadra di Pomezia ha sempre battuto le Cositi, 4 incontri nella stagione, tanto il destro di Matteus, ben 4 incontri nella stagione 2021-22, 2 nella regular season, 1 nel secondo turno di Coppa Italia e l'altro ai playoff. Bissoni, lancio lungo, mette giù Luisigno, Fantesele, duella con Cesaroni, sterzata di Fantesele, vuole calciare, poi va da Luisigno, ancora Fantesele, va via ancora Fantesele col destro, addosso a Cesaroni, calcio d'angolo per le Cositi. Sono pronti ad entrare Lo Cicero, Pedrigno, Pina e Barra. Luisigno palla fuori, intercetta Matteus che la sporca, la sfera arriva dalle parti di Stefano Mammarella, pronto al lancio. La mette giù Bissoni. Luisigno. Fantesele. Giocata del numero 14, non molla Bueno. Ancora Fantesele che calcia, deviazione. Palla sul fondo, squillo improvviso di Fantesele che forse si è anche fatto male. Sta lasciando il campo un po' zoppicando. Intanto rivediamo il destro del numero 14 dell'ex giocatore della Fel di Eboli. Deviato. E quindi calcio d'angolo con Bissoni alla battuta. Addosso a Cesaroni, riparte Michelangelo, capisce tutto Luisigno, poi Matteus che spazza via. Rimessa credo dal fondo per le Cositi. Rientra intanto Pedrigno insieme a Lo Cicero, sono usciti Luisigno e De Oliveira. Pronto anche Barra, è rientrato anche Pina, eccolo qui il numero 10. Lo Cicero. Bissoni non riesce nel controllo, poi recupera la sfera, riparte Pedrigno, ma non tiene la palla in campo. Ierai, Micheletto, Ierai, lottano Lo Cicero e Raubo, la palla alla fine scorre sul fondo. Lo Cicero, salta Micheletto, di prima Barra ancora per Lo Cicero che serve Pedrigno, si distende le Cositi, va via il numero 30 che serve Pina, che calcia col mancino, addosso a Murilo. Pina. Intercetta Micheletto, la sporca quanto basta. Moliterno subito dalle parti di Raubo e quindi Micheletto di prima per il movimento di Murilo capisce tutto Mammarella che anticipa il suo ex compagno di squadra di tante battaglie, prima all'Acqua e Sapone e poi al Pescara, Murilo Ferreira. Ierai, Micheletto, Ierai, calcia col destro. Mammarella, Barra, Pedrigno, va via, serve Barra,
non riesce a tenere la palla in campo il numero 21, ma c'è stata la deviazione di Ierai e quindi sarà rimessa per le Cositi. Pedrigno in buca per Barra. Pina, Lo Cicero, ancora Pedrigno. Barra ostacolato in maniera regolare da Ierai che lo sposta fisicamente. Rimessa per Moliterno, 14:32 al termine del match. Micheletto, Murilo, lotta Micheletto con Lo Cicero, Lo Cicero intercetta Micheletto, poi Ierai si gira, non si gira Raubo grazie a Pedrigno, poi Micheletto calcia addosso a Pedrigno, la palla arriva dalle parti di Mammarella e quindi Lo Cicero, non c'è nessuno in avanti, ora si muove Barra. Pina va da Barra, spalle alla porta, fermato da Ierai, anzi da Murilo. Lo Cicero fa buona guardia, tenta la giocata, vince il rimpallo, va via Lo Cicero, ancora il numero 20, la sfera arriva dalle parti di Moliterno, non c'è fallo sul numero 20, ancora Moliterno che va da Ierai, interno destro da Micheletto, ma la palla è uscita. Lo Cicero, Mammarella, ancora Lo Cicero, in orizzontale da Pedrigno, salta Raubo ma si trascina la palla fuori, non aveva appoggi dalla sua parte il numero 30. Intercetta Pedrigno, si gira Barra che va da Pedrigno che ha spazio, lo ferma Micheletto con un guizzo, poi Raubo va da Murilo che difende bene la sfera, palla per Micheletto, non riesce a giocarla. Tanto problemi per Murilo Ferreira, accumulato un fallo al Pomezia, probabile quello su Pedrigno mentre correva verso la porta, fermato poi da Micheletto, davvero con un guizzo importante perché Pedrigno era lanciato in porta. Secondo fallo anche per il team di Grassi che pareggia quindi il conteggio con le Cositi. Lo Cicero, Ierai anticipa Barra, Pedrigno recupera, sterza Lo Cicero, Pina in buca per Barra, non riesce a servire Pedrigno, toccata Ierai, quindi sarà rimessa per le Cositi. Intanto ha ammonito Grassi per proteste dalla panchina, questa assegnazione del fallo laterale. Pina in buca, Barra anticipato e quindi Lo Cicero. Va via Lo Cicero, Micheletto, ancora Lo Cicero, Murilo anticipa Barra, passaggio arretrato di Lo Cicero, poi fallo del numero 20, fallo numero 3 per le Cositi. Mancano 12:54, il contatto netto tra il numero 20 e Micheletto. Matteus sbaglia qui il Pomezia,
De Oliveira, spalle alla porta, ritorna Esposito, quindi Matteus ragiona e serve Michelangelo. Esposito, la sporcata Luisinho, rimessa Pomezia, 12:36 da giocare. Cesaroni, Matteus, Michelangelo, ancora il numero 14, Esposito, Cesaroni di prima, passaggio lungo, contatto tra Esposito e Bissoni, poi Mammarella va subito da Bissoni. De Oliveira, Bissoni, scucchiaia per Fantesele che senza tanti complimenti spazza via sulla pressione del Pomezia. Cesarone, dopo il tocco di Michelangelo, in difficoltà l'ex Real San Giuseppe sulla pressione di Bissoni, saggiamente l'ha messa fuori. Bissoni, Fantesele, in buca per De Oliveira che riesce a tornare da Bissoni. Luisinho, Fantesele, ancora De Oliveira, Barra, scusate, Bissoni, Luisinho, ancora Fantesele, cerca spazi, De Cositi, difende bene il Pomezia, sbaglia il tocco Fantesele per Bissoni. Rimessa Pomezia, 11:29 da giocare. Molitirno, lancio lungo, palla per Mammarella. Luisinho, De Oliveira, tocco di Cesaroni, rimessa per la squadra di casa. Bissoni, Luisinho, Bissoni, Fantesele, De Oliveira, Bissoni, Luisinho, ancora Fantesele, giocata su Cesaroni, va via Fantesele, stato anche Matteus, fallo di Matteus che viene ammonito, fallo numero 3 anche per il Pomezia. Fantesele salta Cesaroni, poi salta Matteus, fallo tattico diciamo, perché Fantesele stava andando in porta e c'era De Oliveira pronto sul secondo palo. Tre falli per entrambe le compagini. Intanto richiamo per Ierai e Bissoni che si stavano a dir poco strattonando. Lo possiamo rivedere con Ierai che tentava di non far incuneare Bissoni. Pina intercetta Ierai, calcia Luisinho, deviazione di Matteus, calcio d'angolo per De Cositi.
Luisinho, Fantesele, palla fuori, calciato male, numero 14 delle Cositi, rimessa per Moliterno. Moliterno, Michelangelo intercetta De Oliveira e quindi Luisinho, Bissoni, Fantesele, colpo di testa di Esposito, poi si becca con Bissoni, il fallo è di Esposito, si sono fatte male entrambi. Molto dolorante sia Bissoni che Esposito. Speriamo non sia nulla di grave per entrambi, perché davvero è stato un brutto scontro. Intanto un cartellino giallo dalla panchina delle Cositi. Vediamo a chi è stato fischiato. Rivediamo intanto lo scontro brutto tra Esposito e Bissoni. Credo che il fallo sia stato di Bissoni. Sì, il fallo è di Bissoni e quindi quarto fallo per le Cositi. Fortunatamente si sono rialzati entrambi, nulla di grave, quindi dopo un momento di panico iniziale. Bissoni già pronto a rientrare. Matteus, Michelangelo, Matteus, Michelangelo, 1-2 che si chiude, va via Matteus che salta De Oliveira, non c'è fallo e quindi Mammarella pronto al lancio che arriva per Romano, la sponda, non calcia subito De Oliveira, poi lo fa, murato da Michelangelo. Chance per le Cositi. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9:50 termine del match. Poco fa, chance per De Oliveira. Riparte Gattarelli, poi in avanti Cesaroni. Palla fuori, rientra Bissoni al posto di Romano. Luisigno. Fantesele. Va via il numero 14, non c'è fallo di Gattarelli. Quindi sarà rimessa dal fondo per Francesco Moliterno. Matteus, Cesaroni, Micheletto, Cesaroni, Matteus, Cesaroni, Gattarelli, Micheletto. Intercetta Fantesele, rimessa Pomezia. Nove minuti, 8 secondi. Termine del match. Intanto abbiamo notizie da Torino con il Napoli che ha espugnato il campo dell'L84 per 4-2. Micheletto. Alle 7 invece l'Olympus ha battuto la Feldi. Luisigno. Viene fermato ancora Luisigno in possesso. Fallo, ovviamente questo non viene conteggiato. Palla trattenuta di Luisigno Brizzi. Riparte subito il Pomezia. Matteus, Murillo, Micheletto. Non salta Luisigno.
Murillo alla battuta. Matteus. Micheletto. Matteus. Murillo intercetta lo Cicero. Intanto rientrano Pina e Romano al posto di De Oliveira e Fantesele. Pronto a rientrare anche Pedro Guedes alias Pedrinho. Murillo. Matteus per il movimento di Micheletto che corre. Pina in vantaggio e difende l'arrivo di Mammarella. Subito lo Cicero. Pina. Lo Cicero. Luisinho. Pina. Romano. Pina. Lo Cicero. Pedrinho. Pina. Lo Cicero. Ancora a possesso delle Cositi. Pedrinho. Pina. Un po' di spazio Pedro Guedes. Va via Gattarelli. Entra in area Pedro Guedes. Poi ancora Gattarelli che torna in estirada e intercetta un passaggio che poteva essere velenoso, quello di Pedrinho. Pina. Scucchiaia per Pedrinho che ha spazio, va via il numero 30, calcia col destro. Molitierno si oppone sul primo palo, chance al 13° per le Cositi con questa fiammata di Pedrinho. Lo Cicero, palla fuori, Romano, ancora Molitierno. Ma forse l'ha toccata Pina più che Molitierno, infatti sarà rimessa per il Pomezia. Colpito Pina, la volée di Romano. Intanto Ierai scucchia in avanti, Raubo mette giù, perde palla sull'attacco di Pedrinho, va via Romano, intercetta Ierai, tutto regolare, va via il numero 4 che lotta con Romano che smorza e Mammarella la fa sua. Romano, palla per Pina che calcia col destro, la tiene Molitierno che innesca subito Bueno. La partita si è accesa improvvisamente. Ierai non riesce Raubo ad agganciare. Mammarella, lancio per lo Cicero che non la tiene in campo. Batte subito Molitierno. Bueno. Murillo. Ierai in avanti per il movimento di Murillo. Passaggio lungo. 6:12 da giocare. Lo Cicero. Romano. Pedrinho. Ancora Lo Cicero. Romano. Giocata di Romano. Poi Ierai anticipa Pina. La rimessa è per il Pomezia. Attenzione a Bueno che lotta ancora, intercetta Pina, poi Bueno rinviene, ma la rimessa è per le Cositi. Pina, scucchiaia per lo Cicero, in anticipo a Murillo. Molitierno, Ierai. La toccata a Pedrinho, Mammarella la fa sua. Lo Cicero. Riesce a servire Pedrinho che ha un po' di spazio. Sterza e torna dallo Cicero. Romano non riesce a deludere l'intervento di Ierai. Murillo. Ierai lotta con lo Cicero. L'ultimo tocco del numero 20.
Ierai palla fuori per Raubo sul fondo, ma c'è stata la deviazione di Romano. Sarà quindi calcio d'angolo. Il Pomezia. Ierai, palla fuori, calcia Murillo sul fondo. Lancio di Mammarella, colpo di testa di Bueno che anticipa Romano, che era pronto a servire Pedrigno al centro. Romano addosso a Bueno. Palla fuori, Pina non la tiene in campo. Pronto ad entrare Di Oliveira, Bissoni, Fantesere e Luisigno per Angelini. Intanto è rientrato in campo Michelangelo al posto di Bueno. Matteus. Michelangelo col destro, addosso allo Cicero. Mette giù Pina, che va da Romano a spazio, va via Romano, sterza sul destro, Matteus lo ferma. E serve Ierai, che scucchia in avanti, lo Cicero in anticipo. Ancora Pina, forse col braccio, anzi no. Quindi Romano per lo Cicero che stoppa col petto. Fa buona guardia Michelangelo. Intanto richiamo verbale da parte di Crocifoglio a Ierai. Luisigno scambia con D'Olivera, Luisigno calcia addosso a Matteus, tenta di ripartire Bueno, va via Matteus, lo ferma Bissoni, poi D'Olivera lascia ancora Bissoni. Luisigno, grande giocata, 1-2, Luisigno, Matteus si frappone. Fantesele col destro mette fuori Matteus, ancora Fantesele che riesce a tornare da Luisigno. De Oliveira, Fantesele, 1 contro 1 con Ierai, lo ferma Ierai, parte il numero 4, torna Fantesele, calcia Ierai, Fantesele lo mura. Occhio, mette fuori Luisigno, cross di Ierai, 4 minuti 3 secondi. Matteus, Michelangelo, salta Luisigno ma non De Oliveira che lo ferma, non con le buone maniere. Calcio d'angolo per il Pomezia. Rivediamo, intervento pulito di De Oliveira sul pallone. Micheletto anticipato da Luisigno, scucchiaia, poi
Micheletto intercetta, rimessa ai Cositi ora. Fantesele. Luisinho. Per la corsa di Fantesele. Calcia col destro! Palla fuori. Ci ha provato Andrea Fantesele. Micheletto. Bissoni ferma. Micheletto riparte De Oliveira. Scucchiaia per Fantesele. Va via Luisinho, ancora Luisinho. La palla sul secondo palo. Matteus, onnipresente. Anticipa De Oliveira. Riparte Le Cositi con Fantesele. Bissoni. De Oliveira. Bissoni. Luisinho. Fantesele. Bissoni. Luisinho. Bissoni per il movimento di Luisinho. Molitierno è in vantaggio, spazza via. Rimessa, credo, per Le Cositi. Intanto un cartellino giallo dalla panchina. Era un componente della squadra di Angelini. Fantesele. Bissoni, passaggio complicato, poi Bissoni con un guizzo riesce a giocarla lo stesso. La rimessa è per il Pomezia. L'ultimo tocco è stato di Bissoni, occhio. Power play per Grassi, c'è Micheletto con la maglia del portiere di movimento. 5 contro 4 a 2:35 dal termine. Matteus, Micheletto. Matteus. Ierai. Michelangelo. Matteus. A spazio Micheletto. Mammarella in calcio d'angolo, ci ha provato Matteus. Micheletto. Michelangelo. Ierai. Michelangelo. Caruso. Murillo, scusate. Ierai. Calcia col destro, palla alta. Calciato fuori, rientra Molitierno. Pedrigno. Romano. Non riesce a trovare Pedrigno, rientra Micheletto al posto di Molitierno. Power play ancora. Per Grassi, Micheletto. Murillo. Intercetta Murillo, la porta è vuota, calcia Romano. Palla fuori. Molitierno. Matteus spazza via. Lo Cicero. Romano. Pedrigno. Lo Cicero. Micheletto. Murillo. Michelangelo. Lotta intanto
Matteus, ancora Pomezia, ultimo giro di lancette. Micheletto, Michelangelo con il destro, Murato, rimessa, time out per Maurizio Grassi. Che vuole giocarsi questi 32 secondi col 5 contro 4. 4 falli per le Cositi, 3 per il Pomezia. Cositi che domenica sarà di scena sul campo della Meta Catania alle 18:15 in diretta a Sky Sport. Pomezia invece che sabato riceverà la Sandro Abate. Poi dopo questo weekend ci sarà la sosta per le Final Four di Coppa Italia di Policorio. Domani ci saranno i sorteggi di tutta la manifestazione. Tifosi, mancano 32 secondi alla sirena, facciamoci sentire! Secondi, power play per la Pomezia. Michelangelo, Murilo, Ierai, Raubo, Ierai carica il destro, calcia, deviazione di Romano, calcio d'angolo per il Pomezia. Ammonito mister Angelini, quindi ammoniti entrambi gli allenatori dalla panchina per proteste, prima Grassi e ora Angelini. Micheletto, Ierai, 10 secondi, Michelangelo, Ierai, ancora Michelangelo, Raubo, Michelangelo, Ierai carica il destro, la palla passa, termina sul fondo ma arriva anche il gong. Finisce qui il derby 0-0 tra Ecositi Genzano e Fortitudo Pomezia. Restate con noi per le interviste del post gara. Cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e dove parte, come ritorna l'odore dell'ombra.
Mister Angelini, uno 0-0, risultato atipico per il nostro sport, una partita molto equilibrata, tante occasioni per le Ecositi, soprattutto nel primo tempo con le due traverse di Luisigno. Ma una partita giocato ad alti livelli fra tutte e due le squadre, questo ma si sapeva, era un derby sentito da tutte e due e loro si giocavano molto più di noi perché loro la loro classifica purtroppo le dovrebbero vincere tutte per entrare nei playoff e perciò si è visto anche il portiere che ha messo all'ultimo. Però i miei ragazzi hanno fatto una prestazione grandiosa sotto ogni punto di vista, sotto l'intensità, sotto la cattiveria, sotto la concentrazione e anche sotto la qualità, perché abbiamo girato bene la palla, abbiamo giocato bene, siamo stati sempre attenti. Alla fine uno 0-0 che comunque va bene, muove la nostra classifica, siamo a 46 punti, sempre partite in meno che mancano, perciò andiamo avanti così e poi, come ho detto ai ragazzi, ormai queste partite stiamo cominciando a entrare nel momento clou della stagione e le partite saranno tutte così. L'ultima domanda è per il rientro di Sergio Romano che dopo 2 mesi torna a giocare, è un recupero importante per le Ecositi. Ma non è solo il recupero di Sergio che è stato fuori tanto, e anche Fantaselle è stato fermo 2 mesi, ha fatto una partita e mezza, poi ha preso 2 giornate di squalifica, oggi ha rigiocato minuti. Noi in questo momento abbiamo dei giocatori che devono ritrovare un po' di condizione e queste partite comunque ci fanno bene in vista per la Coppa, perché noi adesso tutto il nostro lavoro è improntato per la Coppa, dopo che comunque è una classifica, diciamo, che per il momento ci fa stare un po' sereni. E il primo appuntamento grande è il 20 e a fine marzo, dove noi dovremmo stare tutti al 100%, perciò queste partite e alcuni giocatori stanno cercando di trovare la condizione proprio per quel momento. Ringraziamo Mister Angelini, restate con noi, tra poco arriverà Mister Grassi. In diretta. Mister Grassi, una partita molto equilibrata, 2 traverse delle Ecositi all'inizio, la grande occasione per Ierai a 5 secondi dal termine del primo tempo, poi nella ripresa hai schierato il portiere in movimento per cercare di vincere. Sì, sono partiti forte, l'Ecositi è partita molto forte e ha creato quelle 2 occasioni importanti con due legni. Poi dopo la partita si è equilibrata, è stata una lotta su ogni pallone, quindi dopo abbiamo avuto quell'occasione con Ierai, ma anche al secondo tempo, sempre con Ierai in ripartenza che non è riuscito a chiudere in porta. Diciamo tutto sommato un pareggio giusto, abbiamo provato a portarla a casa perché un punto 0 ci cambiava poco. Abbiamo provato fino alla fine a portarla a casa, abbiamo provato col portiere ma non ci siamo riusciti. Mancano 5 partite al termine della regular season, cosa ti aspetti per agganciare il treno dei playoff? Ma mi aspetto che vinciamo più partite possibili perché in questo momento possiamo fare solo questo, non possiamo fare altro. Stiamo pagando quello che non abbiamo fatto all'inizio del campionato, i punti persi all'inizio del campionato, perché adesso il ruolino di marcia è un ruolino importante, però all'inizio i punti non si sono fatti, fuori casa si perdeva sempre, invece venire qua e comunque portare a casa questo risultato che in questo momento non ci rende contenti, ma è un risultato importante. Ringraziamo Mister Grassi, è tutto dal Pala Cesaroni, ci rivediamo venerdì 29 marzo per Ecositi Sandro Abate.